Banche Popolari Venete. Una rapina annunciata che ha messo 200.000 famiglie sul lastrico. E allora 200.000 risparmiatori, più di 200.000 risparmiatori che hanno visto bruciati i loro risparmi, un buco che non ha praticamente uguali nel passato nelle dimensioni, insomma questo delle Popolari Venete è stato un crollo che ha creato veramente un gravissimo danno che continua a preoccupare, perché non siamo ancora assolutamente fuori dal guado, ma noi abbiamo detto una rapina annunciata era prevedibile, soprattutto per la Banca Popolare di Vicenza. Allora, si è parlato molto del fatto delle ispezioni che non hanno dato risultati, però in alcuni casi effettivamente i controlli c'erano anche stati, solo che poi non se ne è fatto nulla. Allora, ci aiutiamo con una grafica, dopo iniziamo a parlarne assieme. No? Nel 2001 c'è stata, credo, la prima ispezione della Banca d'Italia, la prima verifica di Banca Italia alla Banca Popolare di Vicenza, la prima della gestione Zonin, diciamo, no? Allora l'esito di questa ispezione dice, noi abbiamo molto semplificato, immagino che poi voi avrete modo di aggiungere altre cose, no? Il valore delle azioni era poco oggettivo. Da quelle che erano state le segnalazioni, gli esposti che erano stati presentati, la Procura di Vicenza ha aperto un'inchiesta, Zonin viene indagato per falso in bilancio, il procuratore capo, scusatemi, che era Fogliadelli, allora avoca a sé l'inchiesta e ne chiede l'archiviazione. Che cosa succede? Vediamo la grafica successiva. Il GIP, alla quale che seguiva appunto l'inchiesta, Cecilia Carreri, respinge la richiesta di archiviazione e ordina comunque l'imputazione coatta per Zonin. Però nel giro di qualche anno finisce in uno scandalo a livello locale, ci sono delle sue foto in barca a vela, insomma c'è viene sollevata una bella bufera, e alla fine arriva la sentenza di non luogo a procedere per Zonin. Dunque già nel 2001 c'era chi aveva sollevato dei punti interrogativi, solo che la cosa viene messa a tacere. Pinto, iniziamo da lei. La ricerca che abbiamo fatto dice proprio questo, ma soprattutto l'abilità del nocchiero, l'ex vignaiuolo, l'ex contadino miliardario di Gambellara, era riuscito a portare nella propria corte Gran dello Stato, ex evidentemente. E dopo vediamo, abbiamo i nomi, certo, li vediamo per dirle sono. Che si era creato una squadra di persone molto preparate, ma che in qualche modo teneva le relazioni con quel sistema che poteva disturbarlo. E quindi questo è un disegno che parte da lontano. Ed era condiviso anche dal Consiglio d'amministrazione, perché tutti sapevano. L'altra piccola chicca che le posso dire è che ha lavorato nel denaro. Quando sono arrivati i nuovi consiglieri ha pensato bene di raddoppiare i compensi, perché il denaro fa sempre piacere e poi li tiene tranquilli, no? E su questo potremmo dire parecchie cose. Beh, però erano anche gli anni in cui la Popolare di Vicenza iniziava a galoppare, no? Come banca. Ugone. Vuole una risposta da me? Guardi, quelli erano anni in cui il Veneto galoppava in maniera diversa e l'Italia galoppava in maniera diversa di oggi. Ma col senno del poi, e guardando quelli che sono i dati poi che risultano da Banca d'Italia e di quelli che avrebbero dovuto fare le ispezioni sul Popolare di Vicenza, era un cavallo dopato. Popolare di Vicenza, per quello galoppava. E questo è scandaloso. È scandaloso per due motivi: perché uno, il sistema avrebbe dovuto fermare quel cavallo dopato; due, chi ci ha messo soldi buoni su quel cavallo dopato doveva essere avvisato. Questo non è stato fatto. Queste sono colpe chiare e qualcuno dovrà dirci di chi, nomi e cognomi. Sono quello che stiamo aspettando da 2 anni. Oltre ai nostri risparmi che li vogliamo indietro, stiamo aspettando i nomi e le colpe
chiare, perché dopo 2 anni siamo, come ha detto lei, ancora nel guado più totale, sia dal punto di vista dell'indagine, sia dal punto di vista dello stato della banca. È una banca che non ha più fiducia, non ha più credibilità, è una banca senza fiducia e credibilità, non è una banca, è un'insegna. Che poi arrivino, come sono arrivati, dei condottieri che si riempiono la bocca di numeri inesistenti. Facevo prima ad esempio l'esempio di Iorio, ecco, voglio dire questo per fare chiarezza e di panare un po', perché la gente questo non lo sa, la gente comune non lo sa. Allora, Iorio arriva in Popolare di Vicenza dicendo: mettiamo 1,5 miliardi di ricapitalizzazione, trasformiamola in SPA, è la banca più ricapitalizzata d'Italia. Oggi, con i libri alla mano, noi siamo sempre stati, la nostra associazione, una delle poche sempre contraria alla SPA, perché saremmo finiti in mano al capitale, lo abbiamo sempre detto. Conoscevamo anche i numeri di Unicredit che voleva sostenere la borsa con noi dentro, e avevamo capito che non era credibile, no? Ma soprattutto non era credibile il 1,5 miliardi di Iorio. Perché Iorio cos'è che fa? Dice che basta 1,5 miliardi per ricapitalizzare, e ci troviamo con 1 miliardo di riserva di mutui baciati, quindi 1 miliardo di quel 1,5 miliardi si sarebbe mangiato, e ci troviamo con 0,5 miliardo ad esempio di NPL, i non performing loans, i crediti dei primi 20 creditori noti, quelli che ha fatto Mentana, se posso fare il nome di un collega, sì, no? Sì, no, certo, nel suo ci mancherebbe, certo. Che valgono altri 500 milioni. Quindi mi permetta, se Iorio conosceva i numeri, e io dubito che non li conoscesse, ma li conosceva, non poteva venirmi a dire, e lo ha detto perché la sua intervista c'è ancora su YouTube, 1,5 miliardi sarà la banca più ricapitalizzata d'Italia. Ripeto, 1 miliardo di operazioni baciate, quindi quel miliardo sarebbe bruciato, 0,5 miliardo di NPL tra i 20 debitori più noti che ci sono. Quindi che ci abbiano raccontato fandonie fin dall'inizio, poco ma sicuro. Che qualcuno doveva controllare e non l'ha fatto, poco ma sicuro. Certo, beh, vediamo un altro caso eclatante, è quello dell'Adusbef. Nel 2008, vediamo la grafica, anche in questo caso, vediamo se la regia ce la propone. Ecco, nel 2008 arrivano una serie di esposti, no, dell'Adusbef Cavallari, credo 18 o 19 addirittura, comunque, e soprattutto presentati sempre alla Banca d'Italia e alla Procura di Vicenza. Anche qui vengono segnalate le quotazioni delle azionari inverosimili, metodi estorsivi, diciamo così, e prestiti obbligazionari illegittimi. Voi siete stati tra i primi, diciamo, tra virgolette, a battere sul... Sì, grande merito va al nostro Presidente nazionale, Elio Lannutti, che ha saputo individuare attraverso il suo staff tecnico diciamo delle grosse discrepanze tra i cosiddetti multipli di borsa del valore del titolo delle popolari vicentine dell'epoca e il valore delle azioni poi dei più grandi istituti di credito. I conti non tornavano assolutamente. A quel punto era divenuto inevitabile presentare un esposto, anche più esposti, avanti alla Procura della Repubblica di Vicenza, per vedere poi che effetto avrebbero sortito. Ci fu un'inchiesta, ci fu un'indagine che però approdò a un nullo di fatto, perché fondamentalmente si ebbe una relazione tecnica un po' così. Cioè, tra l'altro, guardi, abbiamo anche la grafica anche su questa cosa qua, no? Perché appunto dopo eccola qua, la Procura apre l'inchiesta, pubblico ministero Angela Barbaglio, il 15 aprile 2009, quindi a distanza di un anno, ne chiede l'archiviazione e dice non ravvisabili credibili ipotesi di reato. Il 21 aprile il fascicolo è chiuso e non venite neanche avvisati. Non veniamo neppure avvisati, siamo costretti ad andare in Cassazione per protestare sul fatto, vabbè, che oramai in procura è diventata un po' una moda quella di non avvisare più gli avvocati, quando per cui il professore lo sa benissimo, però in un caso eclatante come questo si pensava che quantomeno un avviso fosse dovuto. Quello che lascia un po' l'amaro in bocca è pensare che se tutta questa vicenda fosse stata presa per tempo, ovviamente ripeto, il merito, molto parte del merito va al nostro Presidente nazionale, forse si sarebbe riusciti a raddrizzare la barca in qualche modo, in qualche misura. Per quanto devo dire, mi riaggancio al discorso che si faceva un po' prima sulla vigilanza. Qui va ribadita una cosa: la vigilanza già nel 2002, e questo è un dato pubblico, era intervenuta sulla Popolare di Vicenza, ci sono documenti pubblici, e la vigilanza stessa dice che aveva trasmesso questi esposti sempre all'autorità giudiziaria, era sempre in contatto con l'autorità giudiziaria. Quindi dal 2002 al 2008 ovviamente ci si chiede cosa sia successo di quegli esposti, e la vigilanza, ovviamente l'autorità, la Banca d'Italia, non può motu proprio, cioè da sola,
esporsi pubblicamente rivelando quelli che sono degli atti di indagine che sono al proprio interno, perché è una questione ovviamente di normativa bancaria, di riservatezza, di normativa di vigilanza. Però le segnalazioni già c'erano, cioè quello che era già chiaro fin dall'epoca, fin dal 2002, ripeto 2002, è che la Banca Popolare di Vicenza, secondo la rilevazione della vigilanza della Banca d'Italia, non aveva adottato una metodologia standard, una metodologia quindi verificabile, per poter andare a controllare quali fossero i criteri di determinazione della valorizzazione anche da parte del risparmiatore. Cioè, se il risparmiatore vuole sapere quanto vale il suo titolo, non c'era una metodologia tipo. C'era sostanzialmente il criterio di valorizzazione che veniva dato dal perito di turno, dall'esperto di turno, pescato un po' di qua, pescato un po' di là. Adesso questo ha portato un po' a questa situazione. Sulla base, se mi permette, il perito dà valore delle azioni sulla base di un bilancio, certo, okay, e di una previsione di bilancio assolutamente al di fuori della realtà, perché le dico, l'ultima previsione di bilancio che hanno fatto nel 2018 era 280 milioni di utile, cioè siamo a 1,8 miliardi di perdita, quindi certo. rendiamoci solo conto di che numeri guardavano. Abbiamo già un telespettatore che vuole intervenire. Buonasera, il suo nome, da dove chiama gentilmente? Di provincia di Pordenone. Può dire il nome gentilmente, scusi che non l'abbiamo sentita. Polito Pasquale. Pasquale da Pordenone, prego. Sì. Io volevo un'informazione, sono un socio da 85-83, era prima la Banca Popolare Udinese. Comunque, in poche parole, io e la moglie, sacrifici all'estero e qui in Italia, avevamo 4.000 qualche cosa di azione, no? E nel 2014, 26 giugno, ne ho venduto 1.500 e si sono tenute solo le mie la francatura su 2.500 azioni. Però adesso da me non mi aspetta niente. Ho 77 anni, ho problemi di salute, sia io sia la moglie, mi hanno dato questa risposta. È giusto? Come mi devo comportare? Vediamo, cerchiamo di rispondere l'avvocato Moschini, prego. Deve agire in giudizio, è l'unica possibilità per avere appunto un risarcimento danni. Diciamo che appunto di preliminare c'è la situazione appunto europea, no? Cioè bisogna appunto che l'Europa consenta a queste due banche, alla Veneto e alla Vicenza, di accedere alla ricapitalizzazione precauzionale. Se questo non avviene e la scadenza è prossima, perché appunto entro il mese di giugno la questione si deve chiudere, c'è il rischio del bail-in e quindi di conseguenza c'è il sicuro azzeramento degli azionisti, e quindi poi questo anche per quanto riguarda le azioni giudiziarie diventa un grossissimo problema. Quindi ecco questo. Per quello che riguarda la situazione interna invece, ecco, diamo magari anche qualche notizia positiva e attuale, perché insomma adesso le considerazioni sul passato sono interessanti, ci servono per ricostruire la vicenda, però insomma sono comunque d'accordo sul fatto che appunto c'è stato un problema di vigilanza. C'è anche da dire che non c'era nessuna norma che obbligava appunto le banche a stabilire il valore delle azioni in un certo modo, cioè, quindi ecco, quello è il problema. Per quello che riguarda poi le azioni, ecco, sono di stamattina le pronunce dell'arbitro Consob, che è un'autorità appunto che è stata istituita da gennaio di quest'anno, su cui molti azionisti, presumo, perlomeno quelli che seguo io, hanno fatto appunto molto affidamento, perché appunto è un'autorità che consente di risolvere la controversia in tempi molto brevi, in 6 mesi, che sono state tutte molto, molto positive come decisioni, perché sono state appunto 6 decisioni, le prime 6, di queste 6, 4 sono state emesse nei confronti di Popolare di Vicenza e sono state tutte positive, con risarcimenti che vanno dal 60% al 100%. Quindi insomma, ecco, direi che le notizie di oggi, proprio di questi giorni, venivamo da un periodo di notizie estremamente negative sia sul fronte europeo che sul fronte interno, quelle di oggi sembrano positive. Poi naturalmente bisognerà stare a vedere, soprattutto la questione legata alla ricapitalizzazione precauzionale è essenziale ed è una questione su cui noi possiamo fare ben poco, appunto c'è la politica che se ne sta occupando, certo, e staremo a vedere come andrà.
Dopo Però sentiremo. insomma ci sono Dopo anche delle sentiremo. notizie positive. Dopo insomma, Ho ecco. parlato con un deputato prima di venire qua, mi ha assicurato che il governo è intenzionato a tutti i costi al salvataggio, speriamo. Certo, che dopo ci sentiremo riesca. anche la voce del sottosegretario Baretta. Pinto. Se posso dire tre cose, anch'io sono reduce da un convegno oggi che c'era l'onorevole Paglia che ha presentato la proposta per il recupero dei crediti incagliati nelle banche, quindi anche lui diceva che sta nascendo la famosa commissione d'indagine d'inchiesta parlamentare che è stata frenata perché la vogliono fare su tutte le banche, ma su tutte le banche vuol dire annacquare l'intervento, mentre sappiamo dove bisogna lavorare, no? Etruria e Company e le popolari, pensando che l'MPS per il momento sia salvato. Ma richiamo la vostra attenzione su tre punti. Le ricerche mi hanno detto che più di un terzo degli affidamenti sono scoperti, non sono garantiti, quindi se ci sono stati dati 100 milioni di affidamento e un terzo non ha coperture, come sono previste invece dalla legge e anche dalla vigilanza. Secondo discorso, sono stati liquidati da 650, io ne ho riportati 650, ma parlano anche di più, azionisti che non si capisce perché siano stati liquidati loro e tanti feriti come noi non sono stati liquidati. Quindi questa è una cosa estremamente grave. Terzo, avevo chiesto l'esposizione del gruppo di Zanin, ufficialmente, eccetera. Non mi hanno mai risposto. Sono venuto a sapere però che negli ultimi 3 anni, prima dell'uscita di Zanin, il gruppo ha avuto finanziamenti di 50 milioni di euro all'anno. Questi sono dati di una rilevanza importante sul piano penale. Mi chiedo cosa aspetta la giustizia a procedere fortemente. Mi sono sempre chiesto perché non hanno tolto i documenti agli amministratori. Cioè voglio dire, sospendere chiaramente anche la possibilità di andare all'estero. Zonin è in Italia, è all'estero, dov'è? Cioè, Sta più in America che in Italia, appunto. quello che so. È spessissimo in America. Beh, veramente è successo un pasticcio quando hanno chiesto il sequestro cautelativo. Certo, una delle questioni di recente, no? Perché era meglio che non l'avesse chiesto a questo punto, perché il giudice poi ha stabilito che competente era quantomeno per una parte del processo Milano, adesso Milano naturalmente ha rinviato a Vicenza, ha negato la propria competenza, tutto finisce in Cassazione, quindi i tempi adesso bisogna aspettare la risposta, vanno ad aumentare, ecco, quindi. Certo, questo è una. Però volevo dire una cosa, io ho avuto occasione e modo di leggere gli atti del processo Veneto Banca, una cosa che però è interessante notare è il sistema della sorveglianza, che secondo me è destinato per forza a non essere efficace. Concordo. Perché come funziona? Cioè la banca trimestralmente manda dei dati contabili alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia li recepisce, se non ci sono discrepanze, errori macroscopici, eccetera, quelli sono i dati e non c'è nessun altro intervento, quindi la sorveglianza o si fa come legge, la si fa in un modo diverso, cioè pensando che qualcuno deve essere dentro la banca a controllare, non fuori dalla banca ricevendo i dati che la banca dà, ed è facile imbrogliare sui dati, non è che sia la fine del mondo, perché direi era facile quando c'era Banca Italia, perché appunto c'era, adesso utilizzare il termine connivenza magari è un po' azzardato, quindi appunto non lo faccio, però insomma quando c'era Banca d'Italia la vigilanza la facevano un giorno sì, l'altro no. Adesso che c'è BCE le cose sono cambiate, tant'è vero che appunto da quando è entrata in funzione la vigilanza unica certo, poi sono venute fuori, certo, sono venute fuori le cose. Se mi permette, io volevo allegarmi a un discorso che faceva il professor Bettiol, che è assolutamente onestissimo, no? E ci siamo scontrati anche noi piccoli azionisti con questa verità. Il controllore in realtà fa dei controlli che non divulga,
Le faccio un esempio. Adesso BCE, io non sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto l'avvocato Moschini e spiego perché. BCE ha fatto dei controlli sui MIFID di Popolare di Vicenza e ne ha dichiarati irregolari più di 60.000. Noi abbiamo scritto a BCE per sapere quali siano gli ostacoli alla regolarità di questi MIFID, la risposta è stata non possiamo dirlo. No? Allora un controllore che controlla, trova delle anomalie e non le divulga, mi dica lei professore, il senso è il sistema esatto, che non capisce? funziona. Io concordo con lei, probabilmente il sistema non funziona. Ma poi ecco, facciamo attenzione anche per i dati come vengono rilevati, non è che si rovescia il calzino. Quando c'è il controllo si fa un controllo tipo campione, cioè una limitata percentuale di casi, poi si fanno delle proiezioni statistiche. Infatti, almeno per quello che posso dire, perché conosco meglio Veneto Banca, le cifre sia degli incagli che delle operazioni sul patrimonio di vigilanza si modificano. Prima ci sono le cifre rilevate dalla Banca d'Italia, poi dalla BCE. In realtà alla fine è solo la banca che è riuscita a ricostruire per intero la faccenda, perché sennò effettivamente anche quello che trova la BCE non era poi la fine del mondo per quanto riguarda Veneto Banca. Una cosa velocissima, c'è questa discrepanza dei dati Banca Italia e tra i dati BCE per un fatto semplicissimo, perché sono diverse le norme che utilizzano, cioè Banca d'Italia fa le rilevazioni secondo determinate norme, BCE ne utilizza di diverse. Prendiamo ad esempio l'immobile su cui la banca ha l'ipoteca. In base alla norma di Banca Italia, la banca che ha l'ipoteca su quell'immobile può iscrivere a bilancio, non dico la cifra che vuole, però insomma ha un'elasticità estremamente ampia. Con le regole che utilizza il BCE assolutamente no. Quindi la quotazione deve essere... Tanto è vero che appunto gli avviamenti si sono appunto ridotti di moltissimo proprio in base a queste nuove norme che utilizza il BCE e che Banca Italia non aveva. Professor Poi peraltro la banca trova peggio, la stessa banca, l'audit interno trova peggiori ancora di quanto rilevato dal BCE. Professore, adesso io penso che la Banca d'Italia sia in conflitto di interessi quando fa un controllo in un'altra banca, perché è posseduto dalla banca stessa. Sono azionisti, quindi non ho capito che controllo può fare. È come un dipendente andasse a controllare il titolare. Dice cosa che controlla, dagli un'occhiata, poi vai a casa, sta tranquillo, insomma gli affari sono nostri, non sono tuoi. Che funzione ha? Qui manca il meccanismo di controllo, come diceva il professor Bettiol, un meccanismo di controllo che garantisca all'utente quello che utilizza la banca. Noi siamo costretti a usare le banche perché non possiamo portare denaro in tasca, non possiamo tenere denaro in casa perché c'è tutto un problema di riciclaggio e mille altre che vessa il cittadino e non gli consente di gestire le proprie risorse. La banca non garantisce nulla. Quando i soldi arrivano in banca sono della banca e se te li rendi indietro vuol dire che ha un senso di pietà nei tuoi confronti, se no non te li dai indietro. Ma non parliamo di piccole banche, è saltata la banca in America che ha fatto un disastro peggio delle Popolari di Vicenza, no? E quindi ormai il sistema è da ricostruire e riformare, anche perché il denaro di per sé, il denaro contante, circola sempre meno, viene tolto dalla circolazione il denaro e viene controllato dalle banche. Quindi se io non ho una banca che mi garantisce, e poi deve essere una banca fatta o si fanno due banche diverse o si fa una banca che ha due facce. Quella del risparmiatore, metto i miei soldi là, se è un salvadanaio quando ne ho bisogno me li prendo, non mi interessano neanche gli interessi se voglio, e se no li patteggio ma a un prezzo, ma io voglio la garanzia. Poi la banca d'affari ti dice guarda c'è un business da fare, forse ci guadagniamo un sacco di soldi, rischio, allora lì rischio, ma non posso rischiare sul conto corrente. Questo è il problema, ma non sento la politica che venga fuori a dire noi domani mattina prepariamo un disegno di legge magari raffazzonato, poi lo aggiusteremo, vedremo eccetera. Non c'è un minimo indizio che
lo Stato intenda garantire i cittadini obbligandoli a mettere i soldi in banca. Certo, poi l'utilizzo della banca ormai è diventato praticamente sì, dopo sai cosa, la colpa più grande della politica, se mi permette, raccogliendo lo spunto del professore, è questa. È proprio questo, è uno sdegno totale che noi piccoli azionisti abbiamo. Noi siamo l'associazione dei piccoli azionisti più grande che ci sia in Italia, e noi diciamo questo: lo Stato italiano, il governo che c'è stato 2 anni fa, ha fatto quella famosa norma sul bail-in, no? Sul salvataggio bancario. Bene, quel governo sapeva i problemi del sistema bancario italiano, hanno creato lo spauracchio e dopo sollevato il problema banche. Questa è una scorrettezza verso i risparmiatori, deve essere chiara, perché loro potevano utilizzare altri tempi, loro potevano sistemare prima il sistema bancario italiano. Questa è una colpa gravissima dal punto di vista politico. Si poteva sistemare prima il sistema bancario italiano, poi assumere la legge del bail-in, della normativa europea, che comunque era lì in bilico da anni, no? Ecco, questa è stata una scorrettezza, per parlare bene, per non dire parole più gravi, politica enorme. Dopodiché le dico anche questo, giusto perché vorrei fare un po' di informazione generale, raccogliendo anche lo spunto del telespettatore. Io convengo con l'avvocato che l'avvocato e tutti i professionisti possono fare poco per la ricapitalizzazione della banca. Io dico questo, però i cittadini e gli azionisti possono fare molto, le spiego perché. Noi come associazione di piccoli azionisti ma grande siamo stati ricevuti qualche settimana fa da Baretta, che ci aveva già anticipato la questione della ricapitalizzazione del miliardo dei privati che serviva. Siamo stati settimana scorsa ad Amiens più volte, anche per la questione IRPEF molto brutta che è uscita, no? Se dopo ne vogliamo parlare e approfondire, e diremo anche le proposte che abbiamo fatto. E siamo stati la settimana scorsa in Europa, nei corridoi di Bruxelles. Questo perché? Perché siamo piccoli azionisti, ma la banca del territorio è nel territorio. Qui non siamo in America, non c'è una banca che è a Seattle e gli azionisti che sono a New York. Qua gli azionisti sono i clienti della banca e la banca è sul territorio, e questo è il problema delle banche italiane. Noi non siamo americani, né come mentalità né come sistema. Quindi è qui che poi bisogna scontrarsi. Noi, quando l'Europa dice ci vuole 1 miliardo, come l'ha detto anche Baretta, o mezzo miliardo, perché poi la cifra reale che l'ha detto Baretta era mezzo miliardo da parte dei privati, è un discorso che ha un senso estremo. Perché una banca che viene salvata solo dallo Stato con dei soldi pubblici, che non ha correntisti e non ha fiducia e non interessa a un privato, non è una banca, è un debito che cammina. Questa è una verità assoluta. Che poi vogliono trovare questo miliardo, e dove lo vogliono trovare? Se facevano l'azione di responsabilità in maniera più acuta, e quando noi l'avevamo suggerita con tutti quanti gli altri azionisti 1 anno fa, oggi probabilmente i conti sarebbero diversi. Ma non solo, le dico, noi ci siamo mossi come piccola associazione a cercare dei capitali, li abbiamo trovati. Sa cosa ci hanno detto? Interveniamo nella banca solo se riacquisisce credibilità. E allo stato odierno, al momento adesso, per come è gestita, non ha credibilità. Quindi è vero che i professionisti possono far poco, i cittadini, i risparmiatori invece possono fare molto, e devono farlo perché sono i loro soldi, è il loro territorio, è la nostra banca. Certo. Mi pare che qualche imprenditore abbia manifestato qualche forma di interesse. Il problema è che se non l'hanno fatto 1 anno fa, la situazione era naturalmente deteriorata, ma meno rispetto a quella attuale. Non si capisce cosa potrebbe indurli a farlo adesso. Fortunatamente pare che adesso queste 2 grandi banche, Intesa e Unicredit, proprio sono notizie di oggi, pare che metteranno a costarli, perché hanno capito che se non li mettono la banca poi dovrà essere salvata, e per coprire le perdite di miliardi non bisogna più metterne 1, ma bisogna metterne 11. Sì. Quindi insomma, le cifre iniziano a cambiare, cavallari. I conti sono presto fatti. La somma totale dei crediti deteriorati fra entrambe le banche è di 9,6 miliardi. Questo poi andando a detrarre fino al 40% del valore di bilancio praticamente, e poi rivenderli, bene che vada, li si rivende massimo intorno al 25%. Questo è del capitale, questo è poco ma sicuro. Capitale da 3,9 passa a 2,5, praticamente siamo sotto i minimi standard richiesti dalla legge europea, non c'è verso. Quindi serve 1 miliardo e 200 milioni. Qualcuno dice, se andiamo in Europa, forse piangendo il morto, con 700 milioni, 600 milioni ce la si cava, ma non è detto, perché abbiamo sempre a che fare con i commissari europei, che non mi pare che siano proprio di manica larga. Certo, non sono molto morbidi. E poi non è che ci abbiano poi di buon occhio. Poi, detto questo, serve 1 miliardo e 200 milioni. Chi li mette fuori?
C'è stata un'altra fila perché il Veneto Banca, come il Fondo Atlante, si è sfilato, le poste italiane si sono sfilate, e tutta un'altra serie che Veneto Sviluppo mi pare che sia sfilata, pure quella. Sono rimasti questi due colossi. Intesa e Unicredit è l'unica notizia positiva che c'è oggi. Quindi è un filo, è una speranza, aggrappiamoci, speriamo che vada bene, ma prima della ricapitalizzazione comunque l'Europa vuole sul piatto i soldi. I soldi. Mettiol. Ma credo che sia anche poi un grosso problema per chi vuole ricapitalizzare dipendenti. Cioè è ammissibile che sia mantenuto lo stesso numero dei dipendenti? Devono tagliarne tantissimi. Certo. Questo è un problema, grosso problema di fondo che resta aperto, se ne parla poco, ma questo è un problema di sottofondo, certo, che resta. Che resta, quindi ecco. È chiaro che d'altra parte l'eventuale risoluzione delle banche avrebbe effetti non solo negativi per gli azionisti, ma per l'intero tessuto imprenditoriale. Certo. E non solo Veneto. Ma scusatemi, ma ci sono altri due fattori da prendere in considerazione per ricapitalizzare. Intanto esercitare cause legali a chi ha responsabilità. Quindi la giustizia muoversi verso chi ha amministrato. Certo, ricordiamo che l'inchiesta di Veneto Banca è chiusa, quella invece di Popoli Licenza è ancora aperta, anzi come si diceva prima sdoppiata con il rischio di ulteriore. Un esempio solo, che la tenuta dell'ex famiglia discendente da Fogazzaro, che aveva una certa disponibilità. Il presidente Zonin era presidente della finanziaria di questa famiglia, quindi lui ha preso 20 milioni di euro di questa famiglia, che era Ceschi, che ha fatto un intervento anche in assemblea veramente, e ha fatto investire in azioni, ha fatto perdere a questa società di cui lui era presidente. Ditemi, si può essere controllore e controllato? Sì, torniamo al discorso. 20 milioni, ma al di là di questo c'è anche un altro fatto: esisteva una vigilanza interna. Quando è stato dato le dimissioni del Consiglio di amministrazione, più o meno a marzo-aprile, Zonin è rimasto dentro alla banca e è uscito a novembre. Che abbia operato molto bene con la vigilanza interna per far vedere che tutto fosse a posto. Allora andiamo velocissimo per in pubblicità. Allora, no, è interessante la tesi di fare appunto le azioni di responsabilità, giro contro gli amministratori, sindaci e quant'altro. Il problema è che la partita della ricapitalizzazione o si chiude bene entro giugno 2017, quindi abbiamo 20 giorni, o si chiude male, cioè le azioni di responsabilità durano anni, cioè questi soldi qua o li mettono queste due banche o li mette il sistema bancario nel suo complesso, oppure si chiude, cioè non se ne può. Adesso andiamo in pubblicità e dopo sentiamo. Appunto non si recupera niente, cioè, appunto. Adesso andiamo in pubblicità e dopo sentiremo anche Baretta cosa dice. C'è anche la cartolarizzazione che si può fare. A parte il fatto che l'azione di responsabilità la può fare solo la banca e non la possono l'ha fare. Fatta, è proprio ma è giusto che la faccia, ma non è che con quello si pensi di recuperare. Scusate, andiamo in pubblicità, perché il tempo scappa via. Ritorniamo subito. Che si godano i patrimoni acquisiti. Tanto noi non è che risarcisci gli azionisti con l'azione di liquidare però i beni che ci sono comprati con i soldi della banca. Serve, diciamo così, per esporre al pubblico